L'emendamento Salva TV è passato nel decreto milleproroghe, un voto unanime di tutte le forze politiche, il primo passo per evitare che 1,5 milioni di veneti dal 9 marzo con lo switch off del digitale terrestre rischino di non vedere più i programmi delle emittenti locali. Ma non basta. Ora la palla passa al Ministero dello Sviluppo Economico che con un tavolo tecnico deve rivedere il progetto di rete dell'operatore assegnatario, nel caso del Veneto Rai Way, per rimodulare le potenze dei segnali di trasmissione. In Veneto il problema infatti non è la mancanza di capacità trasmissiva, ma la concreta ricevibilità del segnale della rete locale di primo livello, gestita appunto da Rai Way, dove trasmettono tutte le emittenti venete con dignità di impresa. Durante l'iter di pianificazione, questa frequenza di primo livello è stata assoggettata a dei vincoli radioelettrici che, pur garantendo la copertura, ne pregiudicano l'effettivo servizio. Uno studio indipendente commissionato dalle emittenti locali del Veneto ha dimostrato che su gran parte delle province di Verona e Mantova, sulla provincia di Rovigo e sulla parte orientale della provincia di Venezia, per rispettare questi vincoli, il segnale locale arriverebbe con un livello decisamente inferiore a quello delle reti nazionali, tale da garantire una copertura solo teorica ma non un effettivo servizio, in quanto gli apparati riceventi degli utenti sono tarati per ricevere il livello medio di segnale delle emittenti nazionali per intensità e direzione d'antenna e non riceverebbero un segnale nettamente inferiore per intensità o proveniente da direzioni differenti. Per risolvere il problema del Veneto ora è necessario che Rai Way, su autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, proprio sulla base dell'emendamento approvato in Commissione Bilancio, aumenti la potenza del segnale locale della rete ad un livello analogo a quello delle reti nazionali. E ciò significa in concreto aumentare la potenza dei trasmettitori di Velo Veronese a 1000 watt e di Montevenda a 2000 watt, riallineando questa potenza a quella attualmente trasmessa dalle reti locali. E bisogna agire tempestivamente e operare prima dello switch off, perché c'è il rischio che gli utenti, in assenza di segnale, sintonizzino i televisori su altri canali e non procedano successivamente ad una nuova sintonizzazione, con le conseguenze di un effettivo blackout di programmi di informazione in una vasta area della regione. Penso che sia ormai chiaro che noi ci stiamo occupando di questo da mesi. E ce n'è stato anche un resoconto ieri, adesso c'è da continuare a lavorare perché non vengano isolati 1 milione di persone, non vengano isolate 1 milione di persone in Veneto e che non abbiano più accesso a quelle fonti di informazione che sono l'emblema della democrazia. Quindi stiamo lavorando affinché TV grandi e piccole, locali, possano avere il loro spazio. Considerate, attenzione, si consideri che il nostro interlocutore a Roma non è una decisione regionale, se fosse per la regione sarebbe già risolto.